Auto da fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. On est parti samedi dans une grosse voiture, faire tous ensemble comme pique-nique dans la nature. En emportant des paniers, des bouteilles, des paquets et la radio. Jean-Pierre? Buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, bentrovati alla prima puntata settimanale di Auto da fè, dedicata quest'oggi a un tema molto denso, molto importante, l'articolo 21 della Costituzione. Ci domandiamo qual è lo stato di salute del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero nel nostro paese e non solo. Partiremo dal caso Signorini Corona, ma parleremo poi anche della disciplina proposta dall'Autorità per le comunicazioni con il codice di condotta rivolto ai cosiddetti influencer, una delibera della quale avevamo già parlato, il fact-checking / censura, la rimozione dei profili dai social e tutto ciò che attiene appunto alla libertà di espressione. Ne parliamo con, nell'ordine, l'avvocato penalista Fabio Schembri, che saluto e che ringrazio e che è con noi, con Andrea Lombardi, con il quale già parlammo della delibera Agcom sugli influencer tempo fa, le riprendiamo le fila alla luce anche di ciò che è successo nel frattempo, e con il giornalista Marco Gregoretti. Andrea Lombardi e Marco Gregoretti li trovate sui rispettivi canali YouTube, dai quali potete partire per raggiungerli su tutte le altre piattaforme, e sono tutti indicati nel post che introduce la nostra conversazione sulla pagina Facebook della radio. Buongiorno Andrea, buongiorno Marco. Allora, grazie. Buongiorno. Allora, partiamo con ordine. Intanto buongiorno anche all'avvocato Schembri, che dovrebbe essere già in collegamento anche lui con noi. Buongiorno avvocato Schembri, grazie. Buongiorno. Io cercherò di riassumere velocissimamente, senza toglierle tempo perché alle 10:15 lei ci deve lasciare, la vicenda Signorini Corona, che poi verrà commentata da Andrea e da Marco per raggiungere ulteriori elementi alla nostra discussione. Vicenda giudiziaria si è trasformata rapidamente dopo un paio di puntate della rubrica Falsissimo ospitata sul canale di YouTube di Fabrizio Corona. Allora, dopo 2 puntate cosa succede? Succede che Mediaset e i suoi avvocati chiedono un provvedimento d'urgenza al giudice per bloccare la trasmissione, sequestrare le puntate andate in onda e tutto il materiale che sarebbe servito per le successive, denunciando un attacco sistematico ai diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, cioè l'onore, la reputazione e la privacy di Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello e principale protagonista della galassia Mediaset Mondadori. Le accuse principali contro la rubrica Falsissimo, secondo gli avvocati di Corona, sono diffamazione e calunnia, perché Corona attribuisce gravi reati, violenza sessuale ed estorsione, a Signorini, ma senza prove e a fini di lucro, per avere soldi dalle altissime visualizzazioni. Revenge porn, cioè diffusione illecita di immagini intime, foto di nudo e chat private di Signorini estrapolate dal contesto, e qui c'è una denuncia specifica che Signorini fa il 19 dicembre, e poi lamentano la mancata continenza, cioè l'uso di epiteti ingiuriosi, per esempio porco lurido, poi simulazioni di vomito, di disgusto eccetera quando Corona parla di Signorini, e minaccia di pubblicare ulteriore materiale privato. La difesa di Fabrizio Corona, l'avvocato Ivano Chiesa, sostiene invece la legittimità dell'operato di Corona. Si basa su diritto di cronaca e afferma che le accuse si fondano su testimonianze oggettive e denunce reali, come quella di un ex concorrente del Grande Fratello, che il 24 dicembre denuncia Signorini. Libertà di stampa, Corona richiama l'articolo 21 della Costituzione che vieta la censura preventiva, equiparando la propria attività a quella di una testata giornalistica. E poi l'interesse pubblico, sostiene Corona col suo avvocato che la rilevanza sociale di Signorini giustifica la divulgazione dei fatti. E interviene il giudice, che tiene conto di entrambe le posizioni e dice la sua. Il giudice smonta la tesi difensiva di Corona con 4 ragionamenti, 4 punti chiave. Natura dell'informazione. Corona non è un giornalista, la sua non è una testata giornalistica, pertanto non gode delle tutele costituzionali, articolo 21, anche contro il sequestro preventivo. Punto 2. Corona manca di verità e di pertinenza. Le notizie sono state ritenute incerte, non verità oggettiva, e prive di utilità sociale, perché la sfera sessuale di Signorini è stata giudicata di interesse meramente voyeuristico. Violazione della continenza, insulti e la mimica usata sono stati considerati denigrazione, fuori dunque dai confini dell'articolo 21 di libertà di pensiero, e pericolo di danno
perché il preannuncio di nuove pubblicazioni conferma l'urgenza di intervenire per evitare danni irreparabili. Decisione finale: il Tribunale accoglie le richieste di Signorini e ordina a Corona la rimozione immediata di tutti i contenuti riguardanti Signorini da ogni social e sito, il divieto assoluto di pubblicare nuovo materiale ritenuto diffamatorio e privato, il sequestro giudiziario. Corona deve depositare in tribunale tutti i supporti fisici, video, foto, chat, eccetera, in suo possesso relativi alla vita privata di Signorini. Spero di aver messo tutti gli elementi in fila. Le lascio un commento tecnico, avvocato Schembri. Qual è la sua valutazione, appunto, da avvocato penalista di questa intera vicenda? Innanzitutto c'è un'ordinanza del giudice che può essere condivisa o meno, e certo quegli aspetti che sono stati da lei sottolineati e analizzati evidentemente dal giudice, laddove ci fossero ci siano, anzi in questo caso, determinati elementi. È chiaro, cioè diritto di esprimere la propria opinione, il proprio pensiero, il diritto di critica, non è che si può mettere tutto insieme, cioè c'è ovviamente il diritto di manifestazione del pensiero purché venga rispettata la dignità altrui. Quindi ovviamente se uno utilizza un linguaggio incontinente con delle espressioni simili a quelle che lei ha sottolineato, cioè al di là della libertà di stampa, certamente quella notizia in quel modo non può essere divulgata. Poi c'è ecco, avvocato, poi c'è un punto, no? Poi lascio Sì. subito la parola ad Andrea e Marco perché le fanno loro le domande, perché lei deve andare via, noi continueremo la discussione dopo, però c'è un punto fondamentale, mi pare, che il giudice dice, accogliendo le tesi degli avvocati di Signorini: primo, qua non c'è notizia perché c'è solo prurigine, c'è solo voyeurismo, non c'è la notizia del reato di violenza sessuale ed estorsione, cioè se tu vieni a letto con me io ti faccio fare il Grande Fratello, ti faccio fare carriera in TV, non c'è prova alcuna di questa roba qua, punto primo, e quindi non c'è notizia, non c'è verità. Non c'è dunque l'interesse pubblico, perché è tutta roba privata. I rapporti sessuali o gli scambi di fotografie tra adulti sono affari loro. E terzo, non c'è la continenza, cioè questo porco lurido, il vomito, eccetera, eccetera, sono denigratori, punto e basta, se non ho capito male. Questo è il punto chiave, no? Sì, penso che lei abbia capito bene, quindi cioè, ci sono tre aspetti. Io sono quindi diciamo, so che Marco Gregoretti fa un'osservazione che a me stimola molto, dice Corona ha fatto una vera inchiesta giornalistica, no? E Andrea, se non ho capito male, tu dici, beh, insomma, bisogna difendere la libertà di espressione anche in questo caso, quindi prendendo spunto anche da questo caso, perché si sta andando in una direzione opposta, ma poi la vedremo. Avvocato. Allora, se posso, bisogna distinguere da quella che è la notizia rispetto a quelli che sono gli orpelli, e che quindi bisogna evitare di pubblicare, perché notizia non sono. Quindi la notizia in questo caso mi sembra di comprendere che sia Corona sostiene che ci sia un'ipotesi di reato che avrebbe commesso Signorini. Questa è la notizia. Punto. Al punto che Signorini è indagato su denuncia. Gli orpelli che non possono essere connessi alla notizia, cioè i gusti sessuali di Signorini o di altri individui, oppure quelli che sono degli aspetti che coinvolgono la privacy. In questo caso devono essere necessariamente staccati dalla notizia. Altro aspetto: la notizia può essere vera. Attenzione, uno può dare anche una notizia vera, ma pur sempre diffamatoria, potenzialmente diffamatoria. Laddove si dice, io parlo in generale, laddove si dice, ma insomma, non c'è la prova che io abbia diffamato, quindi prima bisogna accertare la diffamazione e poi sostanzialmente, eventualmente mi sanzioni. Beh, nel contempo, allora, la stessa cosa si può dire dall'altra parte. Non è certo il giornalista piuttosto che Corona o altri ancora che accertano un reato, quindi è pur sempre un'ipotesi, quindi eventualmente quell'ipotesi dovrà essere vagliata e quindi occorre rispetto e dignità per colui il quale in quel momento si trova indagato. Quindi rispetto della continenza, e qui mi sembra che in questo caso non sia stata rispettata.
rispetto anche della posizione eventualmente processuale, perché non siamo noi ad accertare la sussistenza di un reato, così come Corona si duole del fatto che non è stata ancora accertata la diffamazione, potrebbe fare altrettanto Signorini, cioè dice questa è un'ipotesi, ma mi difenderò nelle opportune sedi, quelle sono le sedi, il tribunale, e si vedrà se ha compiuto quel reato o meno. Ma al di là di questo aspetto, cioè mettiamo caso che una persona venga condannata in via definitiva per qualsivoglia ipotesi di reato. Non si possono esprimere critiche in questo senso, cioè dire per esempio porco lurido solo perché è stato condannato. Quindi diciamo che l'ordinanza del giudice può essere condivisa o meno, perché sono due aspetti diversi. Il discorso della chiusura dei social è un discorso a parte. Cioè ben venga un provvedimento del giudice che può essere impugnato eventualmente, ma che regola in questo modo la materia, altro è, perché non è stato certamente il giudice a chiudere i social, altro è l'aspetto, cioè della censura dei social che vengono oscurati senza motivazione alcuna e senza la possibilità dell'intervento per esempio di un giudice, oppure un intervento di un giudice in ritardo quando già i danni sono già stati cagionati. Questo è un altro aspetto, allora, cioè sono delle cose da tenere assolutamente separate. L'urgenza ex articolo 700 codice procedura civile secondo lei ci stava? Allora diciamo c'è l'unico strumento che dà il nostro ordinamento per tutelare diciamo delle condotte potenzialmente diciamo illecite che possano arrecare nocumento alla dignità di una persona, è l'articolo 700. Se ci sono i presupposti, io ripeto, non voglio entrare nel merito, si è fatto poi bene, una si cosa è fatto male è il giudice, una cosa è se il giudice. ci sono i presupposti del fumus bonis iuris, si dice, cioè potenzialmente diciamo in questo caso ciò che è stato pubblicato può ledere la dignità della persona, può arrecare danno, potenzialmente se lo può arrecare, allora è legittimo emettere quel tipo di provvedimento, che tra l'altro cioè non impediva, attenzione, a Corona di continuare diciamo a pubblicare, avrebbe dovuto pagare sostanzialmente una sanzione e poi altro, e poi quello che è avvenuto poi successivamente l'oscuramento del canale, stato oscurato, ma questo è un altro l'oscuramento aspetto, dei insomma. canali non l'ha disposto il giudice. Lascio la parola nell'ordine a Marco e ad Andrea prima che l'avvocato Schembri ci lasci. Marco. Allora, velocissimamente volevo fare due o tre osservazioni. Io spero che l'avvocato, quando parla di notizia, si riferisca a notizia di reato e non a notizia giornalistica, perché se no io domani scappo e vado all'estero, perché la notizia giornalistica viene compilata seguendo le regole del giornalismo, che deve rispondere a 5 domande: chi, come, dove, quando e perché, punto. Io prima il conduttore, il collega diceva che è stimolato dalla mia osservazione sul fatto che quella di Fabrizio Corona sia l'unica inchiesta giornalistica presente adesso. Tecnicamente è l'unica inchiesta giornalistica, perché anche se lui non è un giornalista, comunque è cresciuto in un contesto dove ha frequentato grandi giornalisti, perché tecnicamente è un'inchiesta giornalistica, perché è fatto con fonti autonome di prima mano, con documentazione trovata da lui e non con cartuzzelle passate da qualche PM o da qualcuno, con verifiche fatte da lui, con interviste fatte da lui in totale autonomia. Per quel che riguarda la continenza, è chiaro, questo fa parte del linguaggio, ma secondo me è un dibattito in corso che io ho vissuto anche durante un processo per una querela che è durato 2 anni e fortunatamente è andata bene. Gli insulti io ce l'avevo da parte dell'avvocato che rappresentava il
il querelante, ecco, che mi diceva lei non è un giornalista, lei è un giornalaio, eccetera, eccetera, e fu anche ripreso dal giudice fortunatamente, però c'è un discorso di cambiamento di linguaggi. Così come noi abbiamo visto negli anni cambiare il senso comune del pudore e aggiornarlo anche nei codici, secondo me c'è il linguaggio social che ha cambiato anche la comunicazione giornalistica. Certo che porco lurido, violentatore, estorsore sessuale non è tanto opinabile. Io non sono d'accordo, non mi appartiene, non lo dirò mai, ma credo che rientri nel linguaggio, diciamo, che è molto stringente nei social e che cambia un po' anche il modo di rappresentare il mio mestiere. Allora, Andrea. Velocemente, allora, se vogliamo fare un discorso di filosofia del diritto, saluto tutti i presenti ovviamente, allora dico anche la mia, ma vale quello che vale, cioè io la diffamazione la depenalizzerei direttamente, ma questo è il mio parere, non vale nulla, adesso dobbiamo confrontarci con quello che è. La continenza sicuramente, probabilmente potrebbe anche essere stata travalicata, è probabile che sia così, però non sta a me stabilirlo, sono anche d'accordo sul fatto che il linguaggio cambi, tutto giusto, tutto vero, a me comunque sia, sta bene che quando arriva un giudice, scrive un'ordinanza, in questo caso cautelare, mi dice rimuovi quei video. Perfetto, poi chiedo all'avvocato Schembri, perché io leggo qua davanti l'ordinanza e mi chiedo, ma il giudice può ordinarmi genericamente di rispettare la legge? Perché qua vieta e inibisce al resistente di pubblicare, diffondere o condividere con qualsiasi mezzo o strumento e su qualsiasi hosting provider qualunque ulteriore video o contenuto di carattere diffamatorio. Sì. Non quelli che ho già pubblicato, ma qualunque in futuro sotto qualsiasi forma. Mi chiedo se non sia strabordante. Però il punto centrale l'ha centrato perfettamente l'avvocato Schembri. Se il giudice mi dice che devo fare una cosa e devo rimuoverne un'altra, a me sta benissimo. Quello che è inaccettabile è che ci siano piattaforme come YouTube, Meta, Facebook, Instagram e quello che è, che di loro spontanea iniziativa, loro che sono dei fornitori di servizi, non sono editori, non sono sottoposti alla responsabilità oggettiva dell'editore, però esercitano lo stesso un controllo sui contenuti, stabiliscono cosa deve essere pubblicato, cosa no, non rispondono mai di queste decisioni, né nel bene né nel male, cioè se io commetto un reato attraverso queste piattaforme, ne rispondo solo io. Se io genero dei danni a qualcuno, ne rispondo solo io. Non è che loro sono obbligati in solido, non è che loro rispondono di criteri secondo, diciamo, responsabilità oggettive come accade con un editore, però loro si comportano da editore a tutti gli effetti, lo fanno spadroneggiando e stabilendo chi può dire cosa e chi non può dirlo, e questo è il vero punto del discorso, che è inaccettabile. Poi sulla giustizia ne parliamo, eccetera, ma quella risponde ad altre logiche. So che deve andare all'avvocato, quindi mi taccio qui per ora. Avvocato Schembri. Sì, no, ma mi sembra che sia assolutamente corretto, cioè sono degli aspetti da tenere distinti. Provvedimento del giudice può essere corretto o non corretto, ci sono gli strumenti per impugnarlo. Ovviamente se invece una persona viene oscurata, e questo è un altro discorso. Il problema è che ci sono strumenti poco efficaci, poco efficienti in quel caso per far valere i propri diritti. Cioè sono due aspetti da tenere separati. Ora, per quanto riguarda invece il provvedimento in sé, l'ordinanza, cioè probabilmente siamo tutti d'accordo per quanto riguarda le modalità espressive. Ora, al di là, io non sono diciamo esperto di social, quindi c'è un'altra tipologia di linguaggio, però è chiaro che almeno io mi sentirei vilipeso da frasi del genere, tutti quanti noi immagino, al di là di ciò che è un'ipotesi piuttosto che l'accertamento di un fatto, cioè anche diciamo il più callido delle persone che viene condannate conserva una dignità e non merita di essere definito in quel modo lì, insomma. Ecco, quindi su questo diciamo penso che possiamo essere tutti d'accordo. Poi ovviamente mi riferisco
al dottor Gregoretti, cioè quanto ha detto lui. Ovviamente sì, io mi riferivo all'ipotesi di reato, cioè è un'ipotesi di reato che poi vige la presunzione di non colpevolezza, e quindi ecco perché mi riferivo a un accertamento che dovrà essere compiuto dal giudice. Non deve essere né il giornalista né il privato a dire lui è colpevole prima di una sentenza. Uno può avere una sua opinione e la tiene per sé, però è giusto Schembri, che anche l'indagato venga rispettato. Avvocato, Ecco, cioè, sulla questione sì, che sottolineava Andrea Lombardi, e avevamo anche discusso prima di andare in onda quando preparavamo la trasmissione, cioè il giudice inibisce la futura pubblicazione di ulteriore materiale, quindi fa qualcosa che qualifica illecito prima che qualcosa venga pubblicato, no? Questa è l'argomentazione di Corona, censura preventiva. Perché non regge questa argomentazione, secondo lei? Perché il giudice dice no, non è censura preventiva, io impedisco un reato che tu hai annunciato. Caso, diciamo, hai annunciato ripeto, la prosecuzione di quello che hai già fatto, negli stessi termini. No, ognuno di noi può avere le proprie opinioni e quindi eventualmente ci sono i mezzi di impugnazione. In questo caso perché il giudice diciamo così, censura eventuali ulteriori pubblicazioni? Perché mi sembra di comprendere, io naturalmente non ho seguito la puntata, quindi parlo in astratto, fosse così, mi sembra di comprendere che vi sia stato in questo caso sia stata preannunciata un'ulteriore pubblicazione di materiale della stessa tipologia che andava, diciamo, a colpire, chiamiamola così, i gusti sessuali, la sfera sessuale non so se di signorini o di altri ancora, ecco. E quindi, diciamo, il giudice mi sembra di comprendere, abbia detto, vabbè, lo dice lui che è della stessa specie questo tipo di materiale, e allora cercando di distinguere, almeno così a torto ragione, il giudice dice questa è una notizia, questo invece è semplice voyeurismo, cioè se tu mi pubblichi, non lo so, qualcosa, la nudità oppure dei dati personali che appartengono alla privacy, questi per me non li puoi pubblicare. Avvocato, le faccio una domanda stupida, veramente scema, ma se Corona avesse messo nel mirino me invece di Signorini, e quindi non Mediaset e Signorini, ma un privato cittadino, il giudice sarebbe stato altrettanto celere nel raccogliere le esigenze di tutti? Probabilmente no, certo, il caso mediatico poi diciamo agevola la celerità. Sì, io non sono quotato in borsa, non chiedo 160 milioni di euro di danni, però ho diritto alla mia dignità anch'io, no? Probabilmente non ci sarebbe stato un provvedimento di tal fatta, cioè quello discusso da noi oggi, insomma, no? L'ordinanza del giudice sarebbe intervenuta molto in più là nel tempo. Però ribadisco, cioè non ha vietato, o meglio, ha formalmente vietato, in questo caso è un divieto, un suggerimento, perché dici tu pagherai una sanzione, quindi potrai eventualmente pubblicare, però verrai sanzionato. Cioè, quindi un ordine, un divieto che in questo caso Corona avrebbe potuto in qualche modo trasgredire pagando. Vabbè, avvocato Schembri, io la ringrazio, abbiamo già abusato del suo tempo, sono le 10:24, quindi grazie a voi e buon proseguimento. Mi scuso, però purtroppo devo andare in udienza. Grazie per questo focus all'avvocato Fabio Schembri. Voglio ritornare da Marco Gregoretti e da Andrea Lombardi, no? Perché voglio, prima che ci arrivi la pausa delle 10:30, entriamo poi nella seconda parte della trasmissione. Marco, la notizia in questa vicenda e l'aspetto di inchiesta, secondo te, dove stanno? Quali sono? E poi volevo capire anche da Andrea Lombardi, perché tu hai fatto una difesa, diciamo, non dico di Corona, ma una difesa di un principio anche in relazione al caso Corona che per me è importante. E in che termini? In termini utili anche per chi ci ascolta, credo per tutti noi, perché l'abbiamo messa su una questione di principi che valgono o dovrebbero valere per tutti. Marco. Io la metto su una questione puramente giornalistica. La notizia, perché qua si parla di privacy, no, la notizia è un Me Too, punto. È l'utilizzo di un ricatto sessuale per
diciamo, di una intimità, peraltro con una certa cattiveria, perché stiamo parlando, secondo l'ipotesi formulata da Fabrizio Corona, di un ragazzo, diciamo, eterosessuale che per avere una sua carriera deve essere sottoposto a un rapporto omosessuale. Ecco, la qualcosa è fortemente in dubbio ed è soggetta a un giudizio separato, non è ancora sentenza, non c'è verità su quel punto. Sì, ha ragione ma il giudice. io con questa storia delle carte però, perché io sono un giornalista, io sono un giornalista, non sono un giudice, un magistrato, eccetera. E se ci basiamo sulle carte, da 18 anni che leggiamo le carte di Garlasco, stiamo ancora qui. Io faccio la mia inchiesta, non me ne frega niente di quello che dice il pubblico ministero, il giudice, il GIP, eccetera. No, questo deve essere molto chiaro. Per quel che riguarda il discorso della libertà, ovviamente tutto quello che ha detto l'avvocato Schembi, che è condivisibile da un punto di vista tecnico, rientra in un sistema di bavaglio, di uso di querele preventive. Io ne ricevo a iosa di querele preventive per farmi stare zitto, per non farmi parlare. L'ultima cosa che dico sulla vicenda, io sono molto interessato al discorso dei 160 milioni. Sì, infatti stamattina tu hai fatto un caffè, la tua rubrica su YouTube, sul tuo canale, dove ti domandi perché 160 milioni, come si quantifica? Perché appunto, siccome è stato fatto anche un elenco di persone danneggiate, dove non risulta peraltro il nome di Alfonso Signorini, non c'è, allora sono una decina, metti, cosa sono 16 milioni a testa? La mia ricostruzione dietrologica è che quei 160 milioni siano un messaggio a qualcuno, perché Mediaset ipotizza in qualche maniera che Fabrizio Corona sia stato uno strumento per danneggiare finanziariamente la Mediaset. E allora, se è uno strumento, vuol dire che qualcuno lo utilizza. Io non ci credo a questa cosa, ma anche se fosse, allora quei 160 milioni sono un messi messaggio a chi Mediaset, starebbe dietro a Corona. Sì, questa è la mia idea. Scusate, forse ho portato via tempo. No, ma è interessante perché comunque tu hai detto, hai ricostruito anche il fatto che comunque è da tempo che girano voci di un possibile acquisto di Mediaset da parte di altri gruppi, fondati o meno che siano, però potrebbe starci. Andrea, la difesa del principio di libertà in questo caso come l'hai strutturata tu? Perché secondo me è utile per tutti. Beh, per tutti noi. che il punto secondo me appunto è questo, no? Allora, sul fatto che ci sia un interesse pubblico credo che siamo tutti d'accordo che c'è certamente, non perché Signorini sia un personaggio pubblico, ovviamente non è sufficiente questo, ma perché è proprio il Me Too, cioè altre persone che potrebbero essere interessate a partecipare a questi programmi televisivi, eccetera, devono sapere che succedono determinate cose. Stiamo parlando di ipotesi. Sì, poi ci sono quelli ciniconi da buon mercato che dicono ma è sempre stato così, ha scoperto l'acqua calda questi qua. Ma potrebbe anche essere vero. Il problema è che ha maggior ragione, allora dirlo non dovrebbe consistere in un grande scandalo se tutti lo sanno già, giusto? Quindi, ma chiaramente stiamo parlando di ipotesi, però ipotesi mi viene da dire sufficientemente pesanti da far aprire un'inchiesta, perché si è aperta un'inchiesta non solo su Corona ma pure su Signorini. Su denuncia del Medugno. E tra l'altro questo è uno dei pochissimi casi in cui si ricorre nella possibilità di portare a prova di discolpa della diffamazione la verità del fatto, cosa che generalmente non è correlata al compiere la diffamazione, lo ricordava giustamente prima l'avvocato Schembri, dire di un ladro che è un ladro è una diffamazione. Se non c'è un interesse pubblico, se non c'è la continenza, eccetera, ma se c'è un processo in corso, o da quelle dichiarazioni si apre un procedimento giudiziario. In sostanza il legislatore dice: se la tua inchiesta è ritenuta sufficientemente credibile da costituire un'ipotesi di reato, allora tu puoi opporre a prova della tua, diciamo, come causa di non punibilità la verità del fatto.
ed è una cosa che può succedere pochissime volte, tra l'altro, perché appunto l'abbiamo spiegato. Allora, questo è il principio di libertà. Il principio di libertà è che il giornalista fa il giornalista, indipendentemente che sia iscritto o meno all'ordine, tra l'altro. Marco. Questo è un altro grande capitolo, indipendentemente che utilizzi una testata registrata o meno. E la mia domanda è, ma se Corona avesse fatto questa inchiesta per Report, per Le Iene, se fosse finita online sempre su un giornale, una testata registrata, oggi sarebbe oscurata o sarebbe ancora disponibile? Ottima domanda. Marco, prima di salutarci, Marco Gregoretti, ti voglio chiedere un parere, ma a livello di tweet, sei sbarcato anche su X, anche tu, anche se non t'ho trovato ancora, però allora, sulla scorta di questo caso... allora ti cercherò. Sulla scorta di questo caso Corona, Federazione Nazionale Stampa e Ordine dei Giornalisti hanno pronunciato quanto segue. Questa richiesta: chiediamo al Parlamento l'adozione di norme più stringenti per punire chi si traveste da giornalista nell'esercizio di attività che niente hanno a che fare con l'informazione. Tu come la valuti questa richiesta di Federazione Stampa e Ordine? Proprio da tweet. Tu mi chiedi un tweet, io dovrei fare un tweet. Ma lo riprendiamo quando vuoi l'argomento. Io mi sembra che tutto quello che sta succedendo sia un colpo di coda di un mondo che sta finendo. Non ha senso. È questo, anche questo comunicato. È che si traveste da giornalista. Certo, ho dato l'esame, ho studiato i codici, ok. Però proprio perché allora posso anche essere a disposizione di chi non è iscritto all'ordine dei giornalisti. E che roba è sta qua? Cioè, rassegniamoci tutti che il mondo sta cambiando e basta con questi colpi di coda. Ecco. Io ringrazio Marco Gregoretti, ci risentiamo perché il tema, come dicevi tu, è vasto. Il tuo caffè me lo bevo tutte le mattine e ti ringrazio. Grazie a Marco Gregoretti. Mentre Andrea Lombardi credo possa stare di nuovo con noi per la seconda parte della trasmissione. Con voi fino alla fine. Ci risentiamo presto, Marco, grazie ancora. Grazie a voi, scusate la veemenza. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Anche tu hai difficoltà a digerire, soprattutto nei cambi di stagione, bruciore di stomaco, mal di stomaco, gonfiore dopo i pasti, halitosi, potrebbero essere tutti problemi digestivi. Noi oggi abbiamo la soluzione per voi, il nostro Gastro Free, il nostro integratore, il nostro protettore naturale dello stomaco alla bava di lumaca. La bava di lumaca che va proprio a creare una barriera protettiva sulle mucose di stomaco ed esofago. Volete provarlo? Un flacone 24 euro. Ma stamattina chiamandolo 030 68 40 408 un'offerta speciale straordinaria. 3 flaconi del nostro Gastro Free a 59 euro. E se dite ascolto Radio Libertà, trasporto gratuito e anche un splendido omaggio speciale riservato solo per voi. Chiamate subito adesso lo 030 68 40 408 per dire addio a quei fastidiosi gonfiori, a quel bruciore dopo i pasti, a quel senso di pesantezza dopo i pasti, al reflusso, insomma tutte quelle problematiche dovute alla cattiva digestione. Chiamate adesso 030 68 40 408 per la vostra offerta straordinaria di Gastro Free. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Rieccoci in onda, con noi ancora Andrea Lombardi e dovrebbero averci raggiunto nel frattempo Caio Mussolini e l'avvocato Francesco Minutillo, che ringrazio e che saluto. Buongiorno a entrambi. Buongiorno. Allora, intanto voglio riagganciarmi brevemente alla chiusura
tranche di trasmissione precedente, no? Parto da Andrea, ma poi entriamo nel merito, perché c'è Caio Mussolini con noi e il suo avvocato, lo capiremo velocissimamente a proposito dell'altra parte dell'oggetto della nostra trasmissione, cioè il fact-checking / censura e la rimozione dei profili social, ciò di cui stavi parlando peraltro anche tu prima, no Andrea? L'altro finto editore che fa l'editore quando vuole lui e come vuole lui, le grandi piattaforme. Però io ho citato prima quel passaggio che giustamente ti ha fatto molto arrabbiare, ho visto la tua diretta l'altro giorno, di Federazione Nazionale della Stampa e Ordine dei Giornalisti, Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, che ti hanno dato del travestito praticamente, perché tu saresti un travestito, uno che si traveste da giornalista Sì, diciamo. e che esercita attività che niente hanno a che fare con l'informazione. Ora io penso esattamente il contrario, perché il canale di Andrea Lombardi è esattamente pieno di informazioni, è anche pieno di opinioni, le sue, viva Dio e meno male, ed è anche un'attività perfettamente giornalistica. Lui non si traveste da niente, perché se c'è una persona che nel suo porsi al pubblico non si traveste per niente, credo sia proprio Andrea. A differenza di tanti altri che magari non si travestono neanche loro, però Andrea ti dà delle notizie, ti dà delle informazioni e poi ci riflette sopra a modo suo, che è quello che può fare chiunque e che deve fare chiunque nel momento in cui si occupa appunto di notizie, come dicevamo prima con Marco Gregoretti, e fa informazione. Tu ti sei giustamente arrabbiato, perché questa qui, diciamo, allora io ho trovato, pur appartenendo a quell'ordine dei giornalisti e purtroppo anche alla Federazione Nazionale della Stampa, dico purtroppo perché non ho condiviso questa presa di posizione. Per me è aberrante chiedere al Parlamento di adottare norme più stringenti contro Andrea Lombardi e contro chi, diciamo, agisce e opera come lui. Anche Marco Gregoretti, che è un giornalista in pensione, ha aperto il suo canale YouTube ed esattamente fa quello che fai tu, Andrea, no? Che senso ha chiedere l'adozione di norme più stringenti, che già ce ne sono, perché abbiamo parlato della delibera dell'ACCOM e di tutto il resto dell'armamentario che è già stato costruito dall'Europa fino a noi, per chiudervi la bocca sostanzialmente, per rendervi impossibile il lavoro. Ti lascio un breve commento su questo e poi entriamo nella vicenda che riguarda Caio Mussolini insieme all'avvocato Minutillo. Sì, il senso è ovviamente quello che abbiamo già forse individuato, cioè che si rendono conto che questo mondo, che non è che sta cambiando, è già cambiato, semplicemente se ne stanno accorgendo adesso. Evidentemente le persone preferiscono trovare qualcuno che sì ti dà la sua opinione, ma almeno non la traveste e non la spaccia per un fatto oggettivo, e poi ti ci mette in mezzo anche dei fatti. In sostanza si accorgono che il vecchio modello non funziona più tanto, che ce n'è uno che funziona meglio e quindi si corre ai ripari. No, e il riparo è: fateli stare zitti, perché sennò pure i 4 lettori che ci rimangono, manco quelli ci leggono più. Questo è il problema. Sì. La cosa è comunque allucinante, ma ha una radice storica, cioè si è sempre spacciato il web per quel territorio che era il Far West, ma non è mai stato, cioè il problema è questo. Le leggi che valgono al bar, dal panettiere in coda al supermercato, valgono sul web da sempre. La diffamazione è diffamazione, con qualsiasi mezzo di pubblicità è aggravata, in TV, sui giornali, sul web. Ma al grido del il web non può essere il Far West, deve essere regolamentato, una mandria di milioni di pecore belando e dicendo sì, le dovete regolamentare perché altrimenti diventa il Far West. Quello che si è ottenuto alla fine, ci sono voluti anni, ma quello che si è ottenuto alla fine è che è stato regolamentato, ma siccome c'erano anche le regole che valevano per tutti gli altri, adesso sul web semplicemente ce ne sono di più. Quindi sul giornale tu l'inchiesta di Fabrizio Corona la fai, viene pubblicata, il giornale continua ad essere pubblicato e poi se un giudice ti ordina di rimuoverla, la rimuovi, non pubblichi più il giornale, ritiri il libro dalla libreria. Sul web non c'è bisogno di questo, perché arriva Mediaset che ti dice Tizio ha violato il mio copyright, click, e il programma va giù. Sì. Se tu invece ti trovi un tuo video rubato da Mediaset o da qualsiasi altra TV, radio, giornale, non c'è un posto dove fare click e farglielo tirare giù, perché c'è uno squilibrio e una asimmetria che oggi sta diventando problematica, perché il web sta diventando anche una cosa molto più presente e importante di come era prima.
Chiaro, chiarissimo. E a questo punto entriamo nella vicenda che riguarda anche Caio Mussolini, che è stato nostro ospite. Credo, Andrea, che anche tu lo volessi intervistare E prossimamente prossimamente. ci organizziamo, adesso ho avuto un po' di... faremo una puntata insieme, credo. Ecco, ha pubblicato il secondo volume, Mussolini e il fascismo, l'altra storia. Volume di grande interesse, lo dico da lettore, e ne abbiamo parlato in una trasmissione qui in radio. Cosa è successo subito dopo che Caio Mussolini ringrazia me, la radio, per l'invito, condivide la trasmissione e gli dicono attenzione perché il tuo post può includere informazioni che i fact checkers terzi hanno detto che è altered media. Qua devo ricorrere ad Andrea perché io ho cercato di tradurlo, ho anche consultato degli esperti e non ho capito cosa vuol dire. Sinceramente non l'ho mai sentita. Cosa vuol dire altered media? È un media... Cioè, io non so se si riferisca al contenuto della trasmissione che noi abbiamo fatto parlando del libro di Caio Mussolini o se si riferisca al fatto che noi, Radio Libertà, siamo un altered media. Non ho capito. Infatti sembra un'espressione ambigua. L'ha capito l'avvocato Minutillo? Per quale motivo questa cosa è stata censurata da Facebook? Ma il problema è proprio questo, che la censura o comunque gli interventi limitativi della libertà e di espressione, di pubblicazione sui canali social, in particolare su quelli di Facebook, non vengono motivati. Cioè, mentre se possiamo fare l'esempio del caso Corona di cui parlavate prima, vi è un giudice che ha emesso un provvedimento e ha esposto un ragionamento e ha dato delle motivazioni, e quindi è anche possibile esercitare il diritto di difesa, no? Se si comprende esattamente quelle che sono le contestazioni, quelle che sono le questioni che vengono sollevate. Nel caso di specie, ma tendenzialmente in tutti i casi di intervento e di imitazione del social Meta o anche di altri, non vi è motivazione, arrivano delle comunicazioni standardizzate che non sono una motivazione apparente, come in questo caso. Si dice altered media, ma che cosa vuol dire? In che senso? È come per dire accusare qualcuno di furto. Ti chiudiamo il social perché hai commesso un furto. Ma mi devi dire come, quando, dove, in che termini. Questa è la motivazione. Ecco, tu puoi fare il reclamo, però non puoi avere tu puoi fare il reclamo e dici non è giusto, reclamo, e poi questi ti dicono sì, hai ragione, no, hai torto, senza entrare però nel merito delle questioni, giusto? Tu rimani fuori. È un contraddittorio monco, dove non ci sono le parti, ce n'è una sola. E poi a corredo di tutto questo, Caio Mussolini, ti hanno sospeso la pagina. Io non so se sia in stretta correlazione con la questione di cui sopra o se è semplicemente per il tuo cognome o che altro. Raccontacelo tu, cosa hai capito perché ti hanno sospeso la pagina? Intanto grazie Giulio per questo invito, saluto l'avvocato Francesco Minutillo, con il quale spesso ci sentiamo su questi argomenti, anche Andrea Lombardi, che seguo con molto interesse il suo canale da tanto tempo, pur non avendo avuto l'occasione di conoscerlo personalmente ancora. Allora, io ho un canale, una pagina Facebook e ho un profilo Facebook. Ovviamente sono collegati anche ai profili Instagram e i relativi messaggi. Già l'anno scorso, in maniera tutto arbitraria, i miei profili erano stati, sia il profilo della pagina, chiusi da Meta. Io ho provato, perché ovviamente, come citava prima l'avvocato, non ti danno giustificazioni, spiegazioni, non c'è una reale possibilità di controbattere. E quindi sono stato per circa 6 mesi, 5-6 mesi, senza i miei social, che oltre al fatto di usarli per far conoscere alcune delle mie attività, io li uso anche per pubblicizzare i miei libri. Quindi questa chiusura mi ha portato anche dei danni, perché io non riesco a comunicare al pubblico. Io ho 15.000 followers, quindi insomma, un discreto numero, e non riesco a far conoscere, per esempio, dove andrò a presentare il libro, i miei libri, Mussolini e il fascismo, l'altra storia. E abbiamo dovuto mandare una lettera, ovviamente è abbastanza complicato perché Meta non ha uffici in Italia, non ha una sede legale in Italia, già questo dovrebbe far riflettere. Secondo me il governo dovrebbe in qualche modo
far sì che queste multinazionali abbiano una sede legale in Italia, in modo che ci fosse un reale responsabile qua, una figura legale. Detto questo, dopo aver scritto, mi hanno riattivato i profili con una lettera di scuse dicendo che è stato un errore. Ma non è un errore, perché io ho provato a scrivere e l'unica cosa che è stata fatta, che ha avuto un risultato, è stata la lettera molto forte, in base alle leggi vigenti, dell'avvocato Mignantillo. Pensavo che la cosa si fosse esaurita, anche perché io faccio molta attenzione a quello che pubblico, e quello che pubblico sono cose assolutamente ineccepibili, inattaccabili, e quindi pensavo che si fosse chiusa lì. Invece, settimana scorsa mi hanno chiuso la pagina, in un crescendo, probabilmente a seguito di segnalazioni, arrivando a questo delirio del dire che qualche fact checker perso, e già lì anche viene da ridere su queste persone, che competenze abbiano, oppure anche che tipo di diciamo schieramento possano avere. E quindi adesso mi trovo senza la mia pagina, e nell'altro profilo personale tutti i miei post loro hanno gli algoritmi che vengono mandati in perché passo. non hai rispettato gli standard della comunità, è la formula usuale, tipica, no? Questa è la solita formula, è come un po' quando ti dicono, non so, il magistrato ti indaga perché un atto dovuto. Io anche su questa frase sono sempre un po' scettico. Comunque, il mio problema, io capisco che a taluni possa dar fastidio il mio nome, io capisco che a taluni, specialmente i partigiani e gli antifascisti in assenza di fascismo, possa dare fastidio quello che io scrivo, ma io scrivo la storia, ovviamente io riporto, ho fatto una sintesi, come abbiamo avuto modo di parlare durante il programma, Giulio, della settimana scorsa, e riporto tutte le fonti dove io raccolgo queste informazioni. Sì. Quindi essere censurato per questo motivo, perché io porto avanti un libro che parla di storia, io non parlo di politica, va bene, io parlo di storia, è vergognoso. E per aggiornarti su quello che sta succedendo, io mi trovo a Napoli. Oggi mi ha appena chiamato la persona che mi sta organizzando una presentazione a Campagna e mi ha detto che il sindaco, mi è arrivata la lettera un minuto fa, che ha detto in giro, per il giro online, il sindaco di Città di Campagna, in provincia di Salerno, mi ha revocato la sala dove io dovevo fare questa sera alle 19 la presentazione. Premesso che io ho fatto più di 50 presentazioni fino adesso, in molti luoghi istituzionali, in sale comunali, alla presenza anche di moltissimi sindaci che sono venuti ad ascoltare l'altra storia, uno per esempio ad Arre, dove ci sono state le pressioni e lampi, il sindaco di una giunta di centrosinistra ha letto il mio libro e con una notevole onestà intellettuale mi ha fatto presentare il libro. Sì. Ecco, oggi invece il sindaco è appena arrivato, io te l'ho mandato. Sì, lo sto vedendo. Il sindaco Biagio Luongo di Città di Campagna, esatto, dice per motivi esclusivamente di ordine pubblico e tutela della sicurezza, non ti dà più la sala. Ecco, che è una cosa ridicola, perché la tutela, io vado a presentare un libro, quindi se c'è qualcuno che non gli piace il libro, le forze dell'ordine, la Digos, i carabinieri, mi devono assicurare la possibilità di presentare il mio libro. Questa lettera che ti ho mandato, che è ridicola, è veramente quasi poi la facciamo commentare all'avvocato Minutillo. Intanto però Andrea, ti coinvolgo di nuovo, perché la vicenda che ci ha visto protagonisti di questa storia, no? Cioè io ospito Caio Mussolini, parliamo del suo libro, a lui gli fanno tutto quello che ci ha raccontato, però a noi no, a Radio Libertà niente, quindi c'è già una disparità, punto primo. Punto secondo, no? Questi interventi censori e di chiusura eccetera, so che è un argomento che ti è molto caro e uno dice, ma quello è un privato, no? Se tu vuoi entrare su Facebook, su YouTube, quello che vuoi, quello è un privato, fa quello che vuole e si sceglie anche i suoi fact checker, cioè le entità alle quali far controllare la correttezza delle cose che gli utenti mettono online. Io posso scegliere Open di Mentana e l'altra Facta News, Pagella Politica, che sono di orientamento anche tra l'altro ideologico politico ben preciso, ma sono affari miei, perché io sono un privato e scelgo io a chi far controllare le notizie che circolano in rete. Come la mettiamo? Io so come la metti tu e la condivido, però insomma chi ci ascolta può trarre...
Sì, chi usa questa argomentazione è una persona molto confusa, con diciamo molte poche conoscenze evidentemente di come funzionano le cose e anche con poca logica, mi viene da dire, perché dalle stesse persone se tu gli dicessi: "Il ristorante è mio, sono un privato, per me non entrano, metteteci chi volete", i neri, i gialli, i blu, certe religioni, certe etnie, chiaramente insorgerebbe, no, perché quella è discriminazione, cosa. Ora, la questione del sono privati chiaramente non vuole dire nulla, bisogna vedere che mestiere fanno questi. Anche perché torniamo a bomba, qua stiamo parlando di espressione, articolo 21, quei nobili principi, libertà di espressione, Sì, punto, vabbè, c'è ma per poco da questa gente fare. qua la libertà di espressione è sempre soltanto la loro, perché gli altri non sono liberi di esprimere, perché quelle degli altri non sono opinioni, quelle degli altri sono reati, ma sappiamo perfettamente con chi abbiamo a che fare. Il punto però è il rispondere alla domanda di prima, cioè questa gente, intendo dire le piattaforme, i social, eccetera, che mestiere fanno? Fanno hosting, cioè il Mere Conduct, cioè sostanzialmente sono il Sì, sì. fornitore della rete elettrica che ti dà l'elettricità e che non sta a questionare se la usi per la lavatrice o ti sei costruito una sedia elettrica in casa dove vuoi giustiziare i tuoi vicini, quello è un reato, però ne rispondi davanti al giudice, non davanti alla compagnia che ti fornisce l'elettricità, evidentemente. Se invece parliamo di gente che fa attività editoriale, cioè stabilisce che cosa può essere Sì, pubblicato, che sì. cosa ha la priorità e che cosa no, allora possono fare quello che vogliono. A me va bene il fatto facciano quello che vogliono, però poi ne rispondi. Perché quando ti prendi delle libertà e delle responsabilità, ti prendi anche il contraltare della responsabilità e la parola responsabilità proprio rende conto di questo. Quindi tu rispondi insieme a me, quando io ho compiuto un reato, l'hai compiuto anche tu, ho messo controllo. Quando io ho fatto un danno a qualcuno e non ho i soldi per pagarlo, tu intanto lo paghi perché ne rispondi in solido con me, poi ti rifarai su di me se riuscirai a scucirmi qualche euro. Questo fa l'editore però, cioè nel senso decidiamo che cosa questa gente fa e poi ci regoliamo di conseguenza. Non può essere, questo non può essere, che hanno tutti i vantaggi dell'essere editore, quindi decidono cosa, come, quando e perché, e poi non rispondono di niente, ma qual è l'ambiguità? Perché questo discorso logico ha senso, ma la realtà dei fatti è un'altra. Il governo, in particolar modo quello europeo, il governo europeo vuole controllare questi mezzi, quindi utilizza delle leve. Da una parte gli E gli dice: io ti americani tolgo si le sono pure incazzati. giustamente, si incazzeranno ancora di più. Gli usa delle leve, quindi io ti sollevo delle responsabilità editoriali, però tu controlli come ti dico io e fai quello che ti dico io. Allora se tu fai quello che ti dico io, tu godrai dei vantaggi di entrambi questi mondi facendo un po' l'uno e un po' l'altro, e siamo tutti d'accordo perché poi la censura la applichi come ti dico io. Questa è la reale verità delle cose. DSA e tutte le varie norme e via dicendo. Allora, avvocato Minutillo, 2 domande. Come ci si difende di fronte a questo quadro che ha appena tratteggiato anche Andrea Lombardi in relazione a ciò che è accaduto al suo assistito, a Caio Mussolini, e come ci si difende su un altro piano, diciamo così, più reale? Non che questo non sia reale, perché ormai è una realtà anche questa, realissima, e come ci si difende, tra virgolette, dal sindaco di Città di Campagna, che dice ti do la sala, poi non te la do più. Con Facebook il problema è abbastanza complicato, nel senso che non avendo una rappresentanza in Italia, questi non hanno neanche una PEC presso la quale notificare gli atti. Cioè, l'ultimo degli artigiani deve avere la PEC, Facebook e Meta no. Simpatica sta cosa, Andrea, no? È una aberrazione giuridica. Questo significa che da un punto di vista operativo tutta l'azione giudiziaria va svolta sostanzialmente in Irlanda e quindi bisogna diciamo essere capaci, predisposti, essere in grado di operare giuridicamente senza creare troppi disagi ai propri assistiti in quel paese. E la cosa assurda, ancora più assurda, è che neppure in Irlanda è possibile operare e confrontarsi, notificare gli atti tramite il sistema telematico. Bisogna svolgere solo
notifiche cartacee, utilizzando il sistema della notifica internazionale tramite ufficiale giudiziario, oppure tramite il sistema che si applicava normalmente 10-15 anni fa. Cioè, oggi che un colosso l'informazione si può dire. Comunicazione telematica dei social non sia raggiungibile telematicamente è veramente il segno, a mio avviso, di quanto questi giochino sul fatto che viene da dire, liberi. sembra incredibile e io fatico quasi a crederlo, no? Però è così. Ma il problema qual è, secondo me, vero? È che molti non hanno ben chiaro che quando si stipula il contratto di servizio, diciamo, con Facebook, ad esempio, l'utente diventa contraente di Facebook in una situazione di parità, nel senso che Facebook ha bisogno dell'utente, perché Facebook senza utenti non esisterebbe, ha bisogno del pubblico, ha bisogno del traffico, ha bisogno di far sì che ci sia una molteplicità di utenti. L'utente riceve, in cambio di questa sua disponibilità dei suoi dati, della pubblicazione del suo materiale, dei suoi scritti, riceve la piattaforma di servizio per la pubblicazione. È regolato da un contratto e nei contratti, quando vi è contrasto tra le parti, non è la parte più forte che decide arbitrariamente quello che si può fare, vige sempre il diritto. In teoria. Il diritto contrattuale in questo caso, tra l'altro anche comunitario, che regolamenta il rapporto che si instaura fra l'utente e Facebook, che spesso l'utente è un consumatore, quindi ancora più tutelato, consente concretamente di potersi difendere. Chiaramente bisogna attivarsi, se si limita a semplicemente fare il ricorso automatico che ti offre Facebook nel momento in cui ti applica una limitazione, un oscuramento, chiaramente continuiamo a stare all'interno del loro sistema. Sì. Ma appena si esce da quel loro sistema e si incomincia a cercarli fisicamente, andandoli a prendere per un orecchio, mandandogli, quando gli si vedono arrivare la notifica cartacea, non oso immaginare come sia lì nella loro sede in Irlanda, il postino che gli porta l'atto giudiziario rigorosamente in italiano, con richieste anche pesanti, che lo porterà da qualcuno, che incominceranno a tassarselo, e alla fine tendenzialmente, quando c'è un intervento diretto di questo tipo, a quel punto loro attivano, perché secondo me fanno il gioco della statistica. Su 1000 che blocchiamo, in quanti vanno da un avvocato e l'avvocato è in grado poi dopo di trovare i metodi di contestazione diretto transnazionale nei confronti di loro, e li trova, e li stana e li raggiunge. Ecco, su 1000 forse ce ne saranno 5 che lo fanno, a quei 5 può essere che diano ragione anche a prescindere. È così, Andrea. Nel caso di Caio Mussolini noi contestammo la discriminazione ai sensi del regolamento 679 del 2016 della UE, discriminazione per il nome, perché noi qui abbiamo avuto tendenzialmente, e secondo me anche in questo caso, non tanto è soltanto un problema di contenuti, ma piuttosto il fatto stesso che ci sia il nome anagrafico di Caio Mussolini, che è Mussolini. Mussolini è una parola che l'algoritmo evidentemente interpreta sempre negativamente, e quindi lui viene discriminato da questi che vorrebbero utilizzare le linee guida della piattaforma per evitare ogni discriminazione, attuano loro stessi una discriminazione basata sul nome.
che è una delle forme peggiori e più alte di discriminazione. Molto chiaro. Dobbiamo salutarci qua per forza, perché tra un po' ci crolla pure il collegamento. Andrea, la prossima volta che ci sentiamo ti chiedo se ti sei iscritto all'albo degli influencer di cui parlammo tanto tempo fa, perché se non ti iscrivi rischi multe salatissime. Se ti iscrivi devi rispettare principi che devono rispettare Mediaset e gli altri, e quindi rischi multe salatissime anche facendo il tuo lavoro che fai quotidianamente. Intanto io ti ringrazio, così come ringrazio l'avvocato Francesco Minutillo, Caio Mussolini, grazie davvero, il tempo è stato troppo poco, ma Andrea poi ci risentiamo, anche con Caio naturalmente. Grazie a tutti, mille. un piacere. Grazie mille. Grazie a voi. Avete ascoltato Auto da Fè. Jean-Pierre? Les futures et puis les conditions.